La settima corsa dell'Arcoveggio è una condizionata sul miglio che vede al via 10 concorrenti, 1 Divina Stella, 2 Dakota dei Rum, 3 Destiny, 4 Caspian Mo, 5 Ipsos d'Arpé, 6 Country Matley, seconda linea, 7 Chance Joyeuse, 8 Dolce Stella, 9 Dobardaghi, 10 Dana. Il favorito netto è Ipsos d'Arpé, numero 5, Roberto Vecchione. Fasi di lancio con Caspian Mo che cerca di avvantaggiarsi. All'esterno veloce anche Ipsos d'Arpé, Dakota dei Rum lungo la corda che finisce con lo sbagliare. E così in vantaggio Ipsos d'Arpé Numero dopo 2 150 Dakota dei metri Rum supera squalificato. Caspian Mo. Gli altri più indietro, capeggiati da Divina Stella. Più indietro è Dolce Stella e via via gli altri. Intanto i 400 in 29,7 per il netto favorito. C'è intanto la progressione di Dobardaghi che sopravanza Destiny sulla seconda piegata. Dobardaghi risale tutto il gruppo e arriva a ridosso di Caspian Mo dopo 600 metri percorsi in 45,5, tiene quindi andatura discreta. Il leader Ipsos d'Arpé che arriva all'altezza del mezzo miglio con un percorso nell'ordine dell'1 minuto e 6 decimi, 15,1, questo parziale davanti alle tribune. Insiste nella sua progressione Dobardaghi che arriva a ridosso del leader, potrebbe forse accodarsi in seconda posizione sul calo di Caspian Mo. Si accoda infatti Dolce Stella nella sua scia, cerca di avanzare anche Divina Stella dalla quinta posizione. 500 all'arrivo con Ipsos d'Arpé in vantaggio su Dobardaghi e Dolce Stella. Dolce Stella accenna a spostare all'esterno, Numero anzi viene 10 via. Dana squalificato. A 400 dalla conclusione raggiunge in seconda posizione Dobardaghi che cerca di non perdere il contatto da Ipsos d'Arpé che entra al comando addirittura d'arrivo. Ultimi 150 metri di gara, Ipsos d'Arpé in netta evidenza, allunga ancora nel finale, guadagna quelle due lunghezze su Dobardaghi che mantiene fin sul palo. Vince quindi Ipsos d'Arpé nei confronti di Dobardaghi al terzo Dolce Stella. 1,15 e 1,29,9 per la chiusa, dopo un 30,1, un minuto a chiudere praticamente, con il favorito Ipsos d'Arpé portato alla vittoria da Roberto Vecchione che raddoppia a sua volta dopo il primo piano ottenuto con Fiorano, questa volta per conto di Sabina Breccia, per i colori del signor Francesco Spiteri. Assegno dunque Ipsos d'Arpé Roberto Vecchione.